Un passaggio importantissimo secondo me è quello di sentire magari anche dai produttori le esperienze che hanno fatto con le barbabietole. Il primo che ha pensato di fare la barbabietola estiva è Giampaolo Piva. Se vuoi venire qui o se no mi allungo e racconterai magari le tue idee. Giampaolo è uno dei pochi agricoltori che, nonostante avesse un impianto biogas, ha sempre pensato di fare la copertura del suolo. Lui ha sempre messo l'orzo in copertura per fare la coltura primaverile di base, quindi ha già un'idea di agricoltura completamente diversa da tanti, e penso che questo sia un passaggio fondamentale, perché diciamo la copertura energetica oggi la può fare anche con la barbabietola estiva. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giampaolo Piva e ho un'azienda agricola nella litoranea della provincia di Udine. Conosco Massimo da qualche anno, ho una cooperativa, partecipo a una cooperativa di produzione di biogas in cui abbiamo iniziato a utilizzare la bietola dal 2014. All'inizio diciamo la seminavamo nell'epoca tradizionale, quindi fine inverno, inizio primavera, e abbiamo da subito provato a posticipare anche di molto gli estirpi per sfruttare tutte le potenzialità della pianta, e 2 anni fa abbiamo con Massimo provato a fare una semina in un'epoca diversa, ovvero dopo la trinciatura di un miscuglio di autunno-vernino. La prova è stata fatta subito, magari è stata un po' esagerata, ma abbiamo provato subito a fare la lavorazione con lo strip a 75, abbiamo fatto una semina in un'epoca assieme al mais, insomma, abbiamo seminata, credo, se non ricordo male, il 2 di giugno, e la pianta si è comportata molto bene, è riuscita a emergere bene, abbiamo la fortuna di avere un impianto di irrigazione, quindi quello ci ha aiutato. E, a differenza di quanto prospettavamo, abbiamo avuto qualche problema di cercospora poi verso la fine della stagione, quindi verso agosto, e di Altica, che quello ormai ce l'abbiamo tutto l'anno, e non abbiamo gestito bene l'ultima parte della stagione per quello che riguarda il controllo delle infestanti. Nonostante tutti questi errori, alla fine comunque nella primavera dell'anno successivo abbiamo estirpato 50 tonnellate di barbabietola, che a mio avviso è comunque stato un buon risultato, in linea con quella che è stata poi la produzione del trinciato di mais che avevamo nel campo a fianco. Quindi se volete, se qualcuno è interessato, insomma, a capire quanti errori si possono fare, insomma, sono qui perché ne ho fatti parecchi. In ogni caso quello che è stato interessante, almeno per la mia realtà, era provare la sostenibilità della barbabietola seminata a 75. Noi gestiamo il mais tutto con la semina fatta su strip, quindi vuol dire per noi semplificare enormemente i cantieri, ma anche andare incontro a quella che è la nostra filosofia, che è quella di lavorare il suolo il meno possibile, cioè questo è il nostro obiettivo. La bietola si riesce a gestire a 75, ha bisogno di un'attenzione diversa, ma non è assolutamente impossibile. Delle prove che abbiamo fatto anche sulle semini primaverili, la differenza sulle rese, almeno sulla radice, è relativamente piccola. Ovviamente questa differenza va messa in un contesto di ottimizzazione di tutta la gestione della cultura. Quindi secondo me è una strada interessante. All'inizio pensavo di essere onestamente l'unico a vedere una prospettiva, invece mi piace sapere che ci sono altre che riescono, insomma, a vedere come me anche magari oltre un po' quelli che sono gli schemi. Allora, Giampaolo secondo me ha interpretato in maniera, chiamiamolo così, molto innovativa la cultura, perché ha cercato di comprendere quelle che erano le criticità, quelle che erano le cose che potevano andare incontro, e delle cose ne abbiamo viste tante di particolari. Dopo l'esperienza
che abbiamo visto da lui, perché il nemico numero uno alla fine era l'Altica, e abbiamo introdotto il sistema che viene fatto per il biologico, quindi in questo campo è stato seminato nei bordi del rafano. Il rafano è una pianta molto attraente per l'Altica, in questo campo non è stato fatto nessun insetticida. Per dirvi, sono cose, stiamo crescendo, questi passaggi ci aiutano anche a fare le cose in maniera diciamo migliore e anche più proficua e più profittevole. Il passaggio ulteriore della bietola nella tua zona come l'immagini? Secondo te c'è bisogno, c'è voglia di rifare un po' di bietola dopo anni, dopo 15-20 anni? Spero di sì. Almeno io continuo ad aver voglia di fare barbabietola, ho sospeso diciamo, la coltivazione per lo zucchero e adesso essenzialmente sono concentrato su produrre la barbabietola per l'impianto. Questo perché? Perché gli impianti ovviamente hanno una flessibilità che gli stabilimenti di produzione dello zucchero ad oggi non riescono ad avere. Nulla toglie però che si possa anche ricominciare, iniziare a fare radici per estrarre zucchero, se si saprà approfittare anche dal punto di vista industriale di questa grandissima flessibilità che la bietola sta dimostrando. L'idea diciamo è fare un po' di esperienza o vedere anche esperienze, visto che appunto c'è qualcun altro che ha voglia di provare, per riuscire a ottimizzare la produzione della bietola in tutte quelle finestre di semina che possiamo avere durante l'anno. Il fatto anche per gli impianti di andare verso la distinzione tra le colture principali, le seconde colture, non come oggi in cui in realtà si può raccogliere praticamente tutto quando si vuole. Questo probabilmente ci darà anche la possibilità di avere delle finestre ulteriori in futuro che oggi magari non immaginiamo. Ci proveremo ovviamente, è una cosa comunque molto interessante, c'è sempre qualcosa da fare. Ecco, bellissimo spunto perché è come se ci avesse detto uso una pianta elastica e mi aiuta a gestire meglio il punto di partenza della prossima pianta, tenendo il terreno coperto. Questo. In media, visto che è dal 2014 che fai barbabietola per l'impianto, quando l'hai fatta, diciamo così, nella maniera classica, facendo il ritardo di escavo, mediamente la produzione media così, più e meno, quanto è stata? Mediamente le produzioni poi ovviamente variano anche in base a quando effettui l'estirpo, perché noi iniziamo a estirpare più o meno, diciamo, noi abbiamo scelto la barbabietola perché ci dava magari delle opportunità che noi riteniamo opportunità ulteriori rispetto per esempio a fare gli insilamenti. Noi la bietola non la insiliamo solitamente, la utilizziamo fresca, abbiamo fatto anche delle prove anche molto interessanti, sia del coinsilamento classico, ma per esempio di stratificazione con le lettiere di pollo, che quella è un'esperienza molto interessante. Però diciamo l'utilizzo fresco si sposa bene con le temperature basse, quindi ovviamente noi cerchiamo di fare gli estirpi nel periodo diciamo da fine autunno a inizio primavera, essenzialmente da fine ottobre fino ai primi di marzo. E la barbabietola con condizioni buone riesce comunque a incrementare ancora anche con temperature relativamente basse. Mediamente insomma le produzioni sono tra le 90 e le 100 tonnellate di radici per ettaro, di radici. Noi fino ad oggi non siamo mai riusciti ancora a raccogliere la parte aerea, insomma. Esattamente. L'abbiamo fatto insieme qualche volta e ci sono condizioni in cui diciamo il grado zuccherino è più interessante di quello che trovi a fine della campagna dello zucchero. Quello è una condizione che magari un giorno anche riusciremo a capire perché
però effettivamente la bietola probabilmente superato in qualche modo lo stress estivo, esattamente, ricomincia un attimento a respirare, però, esatto. Allora, ecco, questo è un altro bellissimo aspetto, intanto le produzioni che si possono ottenere con una pianta classica.